Teo, come apri la canna tu, dice Alice, non la apre nessuno. Non apre nessuno. Io penso che qualche milione di volte gli anelli di una bolognese li ho allineati. Oggi siamo qua perché stiamo lanciando la puntata che faremo la settimana prossima, che andiamo nel Veneto a pescare i cavedani che parla veneto e che Ecco. vede ombre. Ecco, perché sono dei cavedani importanti in Veneto. Sì, in quei fiumi belli che hanno loro. Noi, puoi Bacchiglione. dire anche noi, eh. Ah, perché già che sei veneto, te Roberto. Già che sei veneto, andiamo a casa tua a pescare i cavedani e i pigli Con che cosa li pescheremo? con le canne Falcon. Facciamo un riassunto delle azioni e delle caratteristiche di queste canne, unitamente ai mulinelli che hanno fatto apposta per la pesca bolognese con la bobina grossa per far sì che non rovinino il filo, e sono veramente ottimi, soprattutto per pescare quando abbiamo da effettuare delle passate abbastanza lunghe. Così abbiamo la possibilità di poter recuperare velocemente e nello stesso tempo non rovinare molto il filo con il pesce in canna. E invece oggi siamo qui, cosa pescherete qui? Ma oggi siamo qui sull'Adda, che è una cosa diciamo consueta per noi, no? Pescare sull'Adda, però nell'Adda bassa, sotto le cascate di Pizzighettone e quelle di Castelnuovo, in questo tratto molto bello che è popolato da aspi, qualche cavedano, brem, e poi ci sono dei siluri, ci sono dei cefali. Mamma mia, quanto sei serio oggi, oh. È uscito perfino il sole. No, perché mi viene in mente che ieri mi hanno detto che in questo punto hanno preso un siluro di 2,25 m, che è uno dei record per questo tratto da qua. Di conseguenza che poi sono più magri rispetto a quelli del Po. Ma ecco, dove noi stiamo riprendendo, dove tu stai riprendendo, soprattutto sotto la cascata, sicuramente ci saranno 5-6 esemplari di pesci oltre i 2 metri. Perciò è una cosa che a volte fa anche intimorire. Che aspettiamo quello di Alice? Sì, aspettiamo che il suo, dai, così lo facciamo stereo. Cos'è Ali? Il pigo della Patagonia? Oh, una volta c'erano i pighi sull'Adda, adesso c'è i pighi della Patagonia. Barbetto, guarda. Aspetta, quello lì, Un barbetto. Un barbo. un barbetto. È un barbo da un etto, un barbetto. Bella. Questa è la brem. Molto brem. Molto brem. Li mettiamo nella nassa. Nella cuccia, si chiama cuccia. Teo, ti faccio una domanda. No, dove mi hai portato? A bruciapelo? Sì. Ma che tipo di canna di Falcon preferisci tra l'Adda e il Po? C'è una differenza? Ma guarda, adesso mi cogli proprio. L'Hercules Strong è una canna che ci garantisce magari da un pesce anche bello, anche un pesce sovradimensionato, perché è una canna parabolica ma un po' più potente. Di conseguenza questo attrezzo è indicato per quella pesca mista, diciamo, dove possiamo mettere un galleggiante da 15 grammi piuttosto che da 6, e soprattutto se attacchiamo qualche pesce importante ha una bella schiena ed è parabolica e ci aiuta un po' a domare, diciamo, le furie impetuosi di barbi di taglia o di pesci o di silurotti o pesci, diciamo, dai 3 kg in su. Io in questo momento prediligo questa, però ci sono per delle altre pesche delle canne meno strutturate, più paraboliche ancora e anche più leggere, che le faremo vedere nella prossima volta. Ma come parli bene, sei diventato un Falcon anche tu? Fammi gli occhi da Falcon? No.
Teone, è scoppiato il caldo, eh? Sì, guarda Roberto, sono qua che sto incollando i cagnotti, bagnandomi la mano come abbiamo già fatto vedere, vedi, piano piano, basta bagnare la mano. Quindi ho messo la ghiaia, pasturi con la colla oggi. la colla dei bigattini, vedi che piano piano, bagnandosi la mano e massaggiandoli, loro arrivano al compromesso giusto di umidità. Li massaggi uno a uno o tutti insieme? Ma guarda, c'è anche i sassolini che li massaggiano in mezzo, guarda. Abbiamo prima incollato i bigattini, poi gli abbiamo messo sopra la ghiaia, poi gli abbiamo dato ancora un pochettino di ghiaia per amalgamare il tutto e renderli un po' più pesanti, e adesso abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di avere la giusta gommosità, ma comunque anche, vedi che si muovono lo stesso un pochettino? E in questa corrente qua van bene. Allora, oltre diciamo i bigattini incollati che ci siamo preparati, abbiamo fatto della pastura con i cagnotti. Ecco, siccome qua ci sono parecchie bremme, sarà credo una giornata da brem, perché l'acqua è molto bassa, e abbiamo fatto la nostra pastura rossa da barbo, che sui fiumi va bene col formaggio e tutto, però gli abbiamo messo un po' di ghiaia, no? All'interno, così ci dà la possibilità di essere più pesante, di arrivare sul fondo senza fare delle palle molto grosse. Arriva sul fondo e lavora, si apre perché la ghiaia disgrega, e con delle palline non grosse di pastura riusciamo a ottenere un effetto, diciamo, che i pesci gradiscono, cioè che si apre la pastura sul fondo e richiama pesci. E di tanto in tanto butteremo le nostre palline di bigattini incollati sopra, da attirare magari qualche aspio. Ecco, queste sono le palle, diciamo, per richiamarle inizialmente un po' più grosse, no? Sono delle palle normali, no? Delle palle di pastura appesantite. Poi durante la pesca, durante, diciamo, la nostra pescata, quando vogliamo alimentare, possiamo fare delle palline che stanno in una mano, un po' come da regolamento delle gare, no? Ecco, queste palline più piccoline, ogni tanto ne facciamo 2 o 3 e lo buttiamo sul punto di pasturazione. Oltre a buttare questa palla di pastura, prendiamo qualche pallina di bigattini incollati e la diamo sul nostro punto di pasturazione. Adoperate lo slamatore, perché anche così basta far così che viene via e non danneggiamo troppo il pesce. Barbetto da po', ma come chiaro, è risalito. Adesso è ridisceso. Hai visto come vanno? Vanno via come delle saette. Riacquistano la libertà. Che è successo? Hai preso un delfino? Senti come canta, Roby. Anche frizione omogenea. Questo è tutto il pesce che tira, guarda. E la bobina grossa di questo mulinello consente di rovinare meno il filo, vedi? Guarda. E questo è un bel pesce. Adesso speriamo di vedere. Adesso cerco di bloccarlo un po' perché va troppo a valle. Però per poter domare un pesce grosso e stancarlo, bisogna cercare di, con l'antiritorno, di fargli prendere meno filo possibile, perché sennò prende troppi metri dalla postazione dove peschiamo. Di conseguenza bisogna cercare, adesso quando lui ha fatto la prima, diciamo, sfogata forte, bisogna pian piano lavorare di antiritorno, perché sennò ci porta via 150 metri di filo. Ecco, ha rotto il filo, hai visto? Così siamo a posto. È andato a finire troppo in là per farvi vedere la frizione. No, si è slamato. Si è slamato. Non ha rotto il filo, ma si è slamato.
Sarà per il prossimo. Sarà il prossimo, qua è tutto in diretta. Però abbiamo visto la bontà del mulinello, hai visto? E la bobina grossa fa sì che il filo prenda delle spire più larghe e si rovini meno. Questo per la bolognese è ottimo. Ah, volete sapere il modello? Flash Cast 4000 e 3000. E che cast. E che cast? Questo pensi di riuscire a tirarlo su o dobbiamo pregare? Allora rifaccio la scena. No, no. Allora la frizione la chiudo. Questo per gli amanti della frizione. Ma io che sono un amante dell'antiritorno, questo qua, a parte che questo qua è più piccolo, però gli do meno agio. Quello che abbiamo perso era molto più grosso. Però questo è già un bel pesce. Quando ce l'abbiamo davanti, questo sempre per i pescatori che cominciano a pescare adesso sui fiumi, è un'operazione da fare. Ecco, quando ce l'avete così a valle, non potete, dovete tirarlo davanti a voi perfettamente e poi tirare la canna davanti a voi in questo modo. Eccolo qua. Adesso lì nel sole è uno spettacolo. Peccato perché quello di prima era veramente grosso. Eccolo qua. Questo è discreto come quelli che abbiamo. Però anche nell'Adda ci sono degli esemplari. Ecco, vedete? La bocca dell'aspio è molto dura, no? L'amo è lì, non si riesce a tirar via. Però se voi prendete lo slamatore, fategli un attimo. Perciò per il rispetto dei pesci anche questo, eccolo qua. Testa di aspio. Io voglio che la gente veda in diretta il mulinello così. Guarda che frizione. Adesso lo blocco, chiudo la frizione, apro l'antiritorno, chiudo la frizione E si stacca il pesce. e cerco, no, stavolta lo prendiamo, e cerco di portarlo a me, perché se continua ad andare con la frizione, questo va a casa di suo papà, di sua mamma, che magari è sotto il raschio. Ce l'hai fatta a tirarlo su, eh? Hai visto? Col mix. Proprio bello. Guarda che aspio. Che caspio, proprio il Che caso caspio. Lo slamio lo tieni così fino a domani. Lo facevo per te, più che altro, Grazie, è troppo umano. Però c'era uno slamatore, vero? Sì, ma se non Guarda, ci fosse Alice. gli aspi con lo slamatore è necessario proprio lo slamatore, perché hanno proprio una pelle dura, essendo predatori hanno. Guarda, questo è proprio nel fianco. Come fai a slamarlo con le mani? È impossibile. Bisogna rompere il filo. Ti stava prendendo in giro. Voleva stare lì tranquillo, si sentiva accarezzato. Anche oggi, diciamo, le nostre tecniche, i nostri consigli sono andati a buon fine. Come di consuetudine. Vi faccio solo vedere i tipi di pesci che abbiamo preso. Qua, questa è una Brem con tutti i bottoni, ah, che bella. Facciamo una specie di reel, Roby. Sì, dai. Guarda, noi li facciamo i reel in diretta, Poi, qui abbiamo Acqua nella telecamera. un aspio Che con caspio. quei bigattini incollati, hai visto? Guarda, questi sono nervosissimi, appena sentono l'acqua vanno come dei diretti. Poi qua abbiamo il pesce gatto dei nostri amici. Guarda, quanti pesci
quante specie di pesci si possono prendere nell'Adda Bassa. C'è un cefalo, ho visto un cefalo o sbaglio? Sì, sì, c'è anche un cepalo. Questo è un branzino, un altro astio. Qua c'è il nostro amico, fedelissimo. E poi qua non li Vabbè, facciamo soffrire no, ulteriormente. esatto, vuol dire- Bene, salutiamo l'ultima Brem. Grazie Teo della bella giornata. Grazie a Alice, a Elio, che lui è sempre presente sui fiumi. Di là c'è il nostro amico Davide con suo fratello. Che non ci vede. Davide, saluta gli amici di Arizona. Ciao amici di Arizona! Mamma mia, quando dicono così. Buon Natale! Oh, la Pasqua è vicina però. Sì. Ciao Ali.